La nostra società lavora con le PMI per cercare di renderle efficienti e eccellenti. Efficienti sia sul lato dell'organizzazione che eccellenti sui mercati internazionali. Per cui questo premio ha l'obiettivo di creare un collegamento tra la nostra società, un centro di eccellenza come è il CIMBA, e le imprese del territorio per aiutare queste imprese a raggiungere l'eccellenza sui mercati internazionali. Questa è la seconda edizione del premio Nord-Est. Com'è andata quest'anno? Bene, abbiamo fatto un po' più fatica a trovare le aziende, quindi questo è un sintomo un po' negativo, perché le aziende rispetto all'anno scorso sembrano ancora un po' più chiuse rispetto a progetti di innovazione. Però abbiamo visto che quelle che ci sono hanno raggiunto degli ottimi risultati e quindi speriamo che queste possano essere degli esempi per tutte le altre che non hanno aderito a questa iniziativa e che torneranno ad aderire sicuramente l'anno prossimo. Il premio diventa internazionale, è un bene che siano coinvolte aziende anche non solo del Nord-Est? Ritengo di sì, perché il Nord-Est che noi abbiamo in mente non è tanto un luogo geografico quanto un modello di impresa, PMI eccellente che va nei mercati internazionali. Quindi avere anche esempi di aziende che hanno le stesse caratteristiche ma risiedono magari in Slovenia o in Svizzera è sicuramente un elemento di arricchimento che porta nuovo valore e porta nuovo respiro all'esperienza di questo territorio.